Lo scorso 22 giugno al Castello Superiore di Marostica si è svolto il secondo Leader Day del GAL Montagna Vicentina, un importante momento di riflessione su quanto sta per essere realizzato con i fondi comunitari del progetto Leader in favore di enti locali e imprese private del territorio. Le iniziative messe in campo sinora sono state una ventina, con oltre 4.600.000 euro di contributi a fondo perduto già concessi, su di una disponibilità complessiva di circa 8 milioni di euro. Come abbiamo visto siamo oltre il 60% dei fondi impegnati, 4 milioni di euro. Siamo a metà percorso del limite del temporale, diciamo. Già abbiamo deciso come Consiglio di amministrazione la ripubblicazione sul patrimonio, che è soprattutto enti pubblici, e qua la novità grossa è che il finanziamento è al 100%. Abbiamo già messo a disposizione 1.400.000 euro su questa azione. Settori importanti come quelli del turismo e dei prodotti tipici, ma anche della cultura e dei servizi sociali, hanno potuto e potranno usufruire di un indispensabile aiuto economico. In futuro avremo la ripubblicazione per quel che riguarda la 313 sul turismo, quindi buone opportunità anche qua per gli enti pubblici, un po' meno, il 50% è il contributo per i privati. E poi faremo una ribanditura sulle microimprese, agriturismi e aziende sociali. Con questo dovremo completare il progetto del nostro GAL Montagna Vicentina. Arriveremo a spendere 8 milioni di euro. Il GAL si impegna nell'aiuto alle microimprese con la ribanditura di una misura apposita, la misura 312, che riguarda appunto lo sviluppo e la creazione di microimprese in questo momento particolare di difficoltà economica che stiamo vivendo. È una misura molto importante perché le imprese avrebbero voglia di uscire da questa impasse, ma trovano difficoltà anche di accesso al credito, e il GAL Montagna Vicentina si è fatto carico di questo per dare sostegno e sviluppo a queste imprese, non soltanto in termini di grandezza ma anche di mantenimento dell'occupazione. Durante l'incontro, dopo i saluti del sindaco di Marostica Gianni Scettro, il direttore del GAL Francesco Manzardo ha fatto il punto della situazione a 2 anni dall'inizio di questo progetto Leader. È stato poi il turno di Maurizio Radin e Tommaso Simionato dell'azienda agricola Pacciamama, che hanno portato una testimonianza sulla loro attività. Il presidente del GAL, Dino Panozzo, ha posto l'accento sulle opportunità future della montagna vicentina, dove l'unione delle forze tra agricoltura e turismo potrà fare la differenza in un complessivo progetto di rilancio economico. È infine intervenuta la dottoressa Francesca Musola della VEPA di Vicenza, che si è congratulata per le attività svolte dal GAL in questi anni. L'incontro si è concluso con un piacevole tuffo nel passato, complice l'affascinante scenografia medievale del castello di Marostica. Alcuni figuranti hanno riproposto gli antichi mestieri, compresa l'arte della falconeria, con poiane e civette che guardavano curiose.